Mi dispiace che venga focalizzato il punto sulle sanzioni che sono state fatte ai gestori e non sul prezzo che è aumentato, cosa che si pensava che con il cartello medio regionale, con il prezzo medio regionale, il prezzo potesse essere calmierato. Non è accaduto, il prezzo è aumentato. Restano critici i gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti al termine di un'estate che ha riportato il costo della benzina sui 2 euro al litro. I controlli della Guardia di Finanza continuano, 40 le sanzioni elevate nel Padovano a 11 distributori, 34 di queste, ricorda Convento, sono sanzioni amministrative relative alla mancata comunicazione all'osservaprezzi carburanti istituito presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Cosa succede? Che nel momento in cui c'è un controllo della finanza, che giustamente fanno i loro controlli, il controllo viene fatto retroattivo di 2 mesi. Quindi dovremmo andare a capire come mai quel gestore in quei 2 mesi precedenti non ha comunicato il prezzo. Ci possono essere molte varianti, la dimenticanza, perché lavorando purtroppo succede, può essere che non ci sia stato il collegamento con il Mise e quindi con l'osservatorio prezzi, ci sono una serie di cause anche giustificabili per cui non è stato comunicato il prezzo. L'obbligo della comunicazione è scattato il 1° agosto, ma, puntualizza Convento, per i consumatori non è cambiato praticamente nulla. Un utente nel momento in cui trova il prezzo medio regionale magari più basso di quello che trova sulla pompa, si sposta magari di 20-30 km, trova un prezzo più alto, cosa fa? Torna indietro? Quindi secondo me è un palliativo per giustificare il fatto che purtroppo il prezzo è aumentato, le accise sono state reintrodotte ed è servito a gran poco. Sappiamo che il costo del prodotto circa è, da parte della compagnia, è il 38%, il 60% sono costi di accise e IVA, e ricordiamo che paghiamo l'IVA anche sulle accise, il 2% resta al gestore. Quindi sicuramente quei 3 centesimi e mezzo non vanno a influire al prezzo finale del carburante.